Settima giornata nel girone B del campionato di Serie C2 di calcio a 5. Siamo tornati alla palestra Gozzano per seguire la sfida tra Antenore Sport Padova e MM al Pozzo. È una partita molto importante per i ragazzi di mister Rodriguez, che sono scivolati al secondo posto in classifica dopo aver pareggiato l'ultima partita con il Flaminia. Comunque un cammino ottimo quello dell'Antenore Sport Padova, che fin qui ha raccolto 4 vittorie e un solo pareggio, quello che abbiamo appena elencato, però è dietro al Marco Polo che le ha vinte tutte. Oggi quindi non può sbagliare l'Antenore. Andiamo quindi subito a leggere le formazioni, partendo dagli ospiti. MM al Pozzo, che sta per Mirano, che si schierano con il portiere 1 Piazzon, 3 Cosmo, 5 Emanente, 6 Gaggiato, 7 Rio Sacosta, 8 Ronchin, 9 Ferro, 10 Botosso, 11 Pipia, 15 Del Bianco, 17 Bellio, 12 Zambonin. Risponde l'Antenore con il portiere che è Parisotto, poi Locrati con il 2, 3 Zecchinato, 4 Grigio, 5 Rodriguez, 6 Secchieri, 7 Bertotti, 8 Zecchinato, 9 Archepaldi, 10 Cinquino e 11 Carraro. Di fianco a me, per il commento tecnico, una voce di eccezione, perché abbiamo il vice allenatore dell'Antenore Sport Padova, Andrea Rozzato, che andremo a sentire subito dopo il fischio d'inizio, e ringraziamo per questa preziosissima collaborazione, anche perché tutto pronto per iniziare. Antenore che scende in campo con una nuovissima e bella maglietta grigio-nera realizzata apposta dallo sponsor Antenore NG e ovviamente dallo sponsor tecnico Macron, una maglietta che celebra anche, diciamo così, il primo anno di attività di questa società, che lo ricordiamo è nata soltanto l'anno scorso ma ha già fatto partita gigante. Si parte Antenore in possesso di palla con il capitano Federico Crepaldi. E chiamo subito Andrea Rozzato al commento. Ho detto bene che non si può sbagliare questa partita? Intanto buonasera a tutti. Assolutamente no, perché chi è davanti sta scappando sempre più veloce, noi non possiamo perdere punti. Oggi è una partita da prendere con le molle, con una squadra che piano piano si sta rialzando, quindi mettere subito i 3 punti in cascina e chiudere la pratica. Allora poi ci dirai anche cosa ti aspetti da questa partita e anche che tipo di avversari sono i ragazzi di MM al Pozzo, la squadra veneziana che occupa in questo momento l'8º posto in classifica, ma Crepaldi ruba subito un pallone. C'è questa uscita un po' spericolata del portiere Zambonin, lui che difende i pali con il numero 12, che riesce a sventare la minaccia. Attenzione però a questo lancio lungo, il tiro, la parata, il tiro di Ronchin. Riparte così l'Antenore, non riesce però a controllare il pallone sul passaggio di Bertotto e Cinquino. Si riparte quindi con la rimessa per l'Antenore, per l'MM al Pozzo, che va ancora con un lancio lungo, preda però di Crepaldi di testa, quindi Bertotti, Crepaldi. Si fa vedere Secchieri, il pallone però per Cinquino, il controllo con la suola, 2 avversari addosso, deve scaricare e lo fa per Bertotti e poi Secchieri. Crepaldi può andare all'1 contro 1, si accentra, ce l'ha sul destro, prova il tiro, deviato, parata del portiere. Particolare questa scelta, magari anche indotta dall'Antenore, mentre vediamo che recupera però un pallone, una posizione interessante, fermato però dalla difesa dell'MM Pozza. Particolare questa scelta, ho già visto 2 lanci lunghi in meno di un minuto da parte dei vostri avversari. Sì, è una situazione che troviamo spesso in categoria, squadre che si appoggiano molto al pivot, faticano magari a costruire. Vediamo oggi il Mirano, vedo che comunque partono con un 3-1, appoggio al pivot, dobbiamo essere molto bravi a valutare la chiusura dei diagonali e linee di passaggio. Correggimi se sbaglio, ma il vostro portiere, che ho erroneamente non ho citato, è Paladin, giusto? Esatto, Paladin Mattia, classe 2001, e già con noi da secondo anno, un prospetto da visionare con attenzione. Avete tantissimi giovani in campo oggi. Questa scelta, aspetta che vediamo Crepaldi che ha rubato un bel pallone, prova il tiro contratto. La palla va in calcio d'angolo. Dopo questo calcio d'angolo parleremo anche con Andrea del fatto che ci sono tanti giovani in campo per l'Antenore. Il tiro di Bertotti, ancora un calcio d'angolo. Mentre è scoccato il terzo minuto di gioco, sempre 0-0 al Pala Gozzano.
Attenzione Bertotti che ha spazio, va col destro, la parata di Zambonin si distende bene sul primo palo. Terzo calcio d'angolo consecutivo per l'Antenore che attacca. Si fa vedere ancora Bertotti, tanta libertà gli viene lasciata, doppio tiro rete, è il vantaggio. Quarto minuto, segna Bertotti, ci ha provato praticamente 3 volte nel giro di 20 secondi. La terza è stata vincente, Antenore in vantaggio 1-0. Certo, mi ha sorpreso un po' la scelta di lasciare libero Bertotti su calcio d'angolo. Sì, giocata comunque abbastanza studiata, con un taglio sul calcio d'angolo per creare lo spazio. Si è creato spazio centralmente, ma attenzione. Ancora Antenore, il tiro, il gol! Ha segnato Cinquino, subito il 2-0 dell'Antenore Sport Padova con Domenico Cinquino. Si mette subito nel migliore dei modi la gara per i ragazzi di Rodriguez. Sanguinosa questa palla persa. Certo, segnare 2 gol nei primi 4 minuti non poteva che iniziare meglio questa sfida. Assolutamente sì, era quello che ci serviva, partire forte, mettere la gara sui nostri binari senza rischiare troppo, senza andare sotto e cercare di gestire. Però questo è uno sport che ti permette di recuperare in pochissimo tempo, quindi massima attenzione che la partita è ancora lunghissima. E abbiamo visto anche, ricordo, alcune rimonte incredibili l'anno scorso che avete fatto e anche subito, e quindi hai fatto bene a sottolinearlo. Mi interessava invece capire lo schema studiato dal punto di vista del calcio d'angolo precedente che ha portato al gol di Bertotti. Sappiamo che Rodriguez ama studiare molto le situazioni da fermo, quindi magari poi ci spiegherai un po' di più quello che ci puoi spiegare, che magari il mister non si arrabbi, che sveli un po' i suoi segreti. E adesso si difende bene MM al Pozzo, ma non riesce più a ripartire. Il gioco in questi primi minuti è saldamente nelle mani di Crepaldi e compagni. Qua prova un tacco Bertotti, però non arriva a destinazione. Ci dicevi del primo gol? Sì, schema studiato, palla fuori per andare a calciare. Se il difensore si alza per andare a chiudere la linea di passaggio per il tiro, si crea centralmente uno spazio, un corridoio che possiamo sfruttare per andare a calciare, invece che con il centrale con un laterale. Attenzione al palo, colpito da Ronkin. Qua è stato molto bravo il numero 8 della formazione in maglia blu ad entrare in slalom. Un po' sfortunato con il palo perché va superato anche Paladin. Pericolo scampato per l'Antenore, che ogni tanto si distrae un po' in fase difensiva. Vediamo Rodriguez che adesso è proprio nelle vesti di allenatore, in piedi. Non ha iniziato la gara dal primo minuto, però probabilmente entrerà, no? Sicuramente, non c'è dubbio su questo. Quindi lo vedremo in campo, è una panchina anche molto ricca, quella dell'Antenore. Cito Carraro, cito Grigio, che lo scorso anno erano in Serie C1 con il Padova. Fallo qua, anche abbastanza netto, di Ronkin su Cinquino. Quindi il calcio di punizione, primo fallo della gara, l'ha commesso l'MM al Pozzo. Sul pallone c'è Bertotti, il capocannoniere della squadra, ha già segnato 12 gol. Un giocatore che avete preso apposta proprio perché ha segnato caterve di rete negli ultimi anni. Sì, assolutamente sì, lui è un vero bomber, uno che fa almeno 30 gol a stagioni, è quello che ci mancava, un finalizzatore. Vediamo se andrà al tiro. No, è uno schema ancora per liberare Cinquino, che però ci scampò, poi va al tiro. C'è la bella parata di Zambonin, ancora un calcio d'angolo per l'Antenore. Era difficile concludere da quella posizione. Attenzione, un rimpallo e poi la sfera che arriva al portiere, ma recupera subito l'Antenore. Bertotti si accentra, può andare al tiro, eccolo deviato, pallone in calcio d'angolo. Anzi no, la pallone è finita rimessa dal fondo, cambia poco perché ancora l'Antenore in avanti, il gran gol di Crepaldi sull'ottimo colpo di tacco che l'ha smarcato con la punta. Federico Crepaldi è andato a segnare sotto la traversa e l'Antenore si porta subito sul 3-1 quando siamo giunti all'8° minuto. E anche qua un'azione studiata. Sì, questo è proprio un marchio di fabbrica del mister, è da anni che gioca con uno schema a suo lato. Adesso time out chiesto dagli avversari, 3 gol in 7 minuti, chiama sicuramente un time out necessario. Un
uno schema, sì, un classico di Alberto Rodriguez, chiama la difesa verso un uomo, suolata, si crea spazio, palla dentro, 1 contro 1, se hai dei buoni piedi la metti dentro. Visto che abbiamo qui Andrea, possiamo anche parlare di questa stagione. Che campionato stai vedendo in queste prime 7 giornate? Per adesso è un campionato piuttosto equilibrato, giochiamo in campi anche molto difficili, non è un calendario semplice perché non ci sono mai partite con squadre materasso, ogni partita è davvero fondamentale portarla a casa perché alla fine giocheremo punto su punto la promozione. Prima ho detto 3-1 sbagliando perché il punteggio ovviamente è 3-0 per l'Antenore Sport Padova. Primi cambi di mister Rodriguez, abbiamo visto che è entrato Grigio, poi ci pare anche Zecchinato se non sbaglio, Carraro e Locrati, ha cambiato completamente il quintetto a parte il portiere. E come dicevamo la rosa è ampia per l'Antenore, quindi se lo può assolutamente permettere mister Rodriguez, che per ora resta in panchina, ma ci ha assicurato Rozzato che entrerà. Carraro chiede palla, la riceve Grigio, si va a vedere Locrati ma non si intende con il compagno, il pallone finisce tra le braccia di Zambonin, sempre 3-0 per l'MM al Pozzo. Pressa bene Zecchinato e riesce a costringere il capitano Bortosso a trascinarsi il pallone fuori, che se forse ha fischiato un fallo l'arbitro, sì, ha fischiato un fallo e quindi è calcio di punizione per MM al Pozzo. Vediamo anche la mascotte di Antenore Energia che cerca di dare la carica ai ragazzi e anche ai bambini che come al solito affollano le tribune. Sul pallone c'è Bellio, rifiata un po' adesso le due squadre. Il Pozzo che non era partito male, poi però ha subito 3 gol in rapida successione che hanno incanalato la partita sui binari giusti per l'Antenore, anche se ancora molto lunga. Abbiamo appena superato il 10° minuto di gioco. Adesso prova a giocare da dietro l'MM al Pozzo. Passaggio in profondità, è letto bene però da Zecchinato, Grigio non si intende però con Crepaldi. C'è la rimessa per la formazione veneziana. Sempre molto alto però il pressing della squadra di Rodriguez, che riesce sempre a recuperare palla nei primi secondi dell'azione avversaria e poi a gestirla. Grigio, Carraro si fa vedere sulla sinistra, Grigio però preferisce tenere il pallone, serve adesso il numero 11. Locrati non si intende con Grigio, che comunque con Carraro, anzi che gli fa un cenno d'intesa. I ritmi si sono un pochino abbassati in questa seconda parte di primo tempo. Adesso MM che prova a farsi vedere, l'1 contro 1, ha cercato di andarsene via ma non ce l'ha fatta, anche se poi è riuscito in qualche modo a tenere il pallone Pipia. Gaggiato, lancio lungo è per Ferro che cerca di controllarlo ma è bravo Locrati a servire il portiere, poi Carraro si fa vedere Locrati sulla sinistra, Carraro tiene il pallone, chiede un movimento ai compagni e poi va verso Zecchinato. Carraro, poi Locrati e ancora Zecchinato. Fanno girare, si muovono bene i ragazzi di Rodriguez, anche se qua c'è un piccolo errore da parte di Carraro, non riesce a tenere il pallone in campo Locrati. Buona però, e te lo dico da tra virgolette profano del gioco, mi sembra buona la fase difensiva dell'Antenore, che riesce a tenere molto bassa la squadra avversaria, così? Sì, è una cosa molto provata durante la settimana, andare a recuperare la palla è uno dei principi di gioco basilare del mister, mantenere il possesso, recupero alto, intensità, chiaramente come si dice è un po' così, la miglior difesa è l'attacco, quindi se manteniamo il possesso della palla non hanno gli avversari e non subiamo gol. Statisticamente le squadre di Rodriguez subiscono sempre pochissimi gol durante la stagione. Anche perché poi ti dico, delle partite che ho visto dell'Antenore, poi ci sono anche gli avversari e c'è anche la condizione di forma, però
per il momento è una di quelle in cui la squadra riesce a tenere gli avversari il più distante possibile dalla propria area di rigore. Hai già qualche aggiornamento dagli altri campi? Il Marco Polo come sta andando? Il Marco Polo non c'è l'aggiornamento, però vediamo che il Bissuola sta vincendo 2-0 contro il Borgo Futsal. No, c'è l'aggiornamento anche sul Marco Polo che vince per 1-0 in casa dell'Este, e quindi continua questo duello in vetta alla classifica. Ricordiamo che lo scontro diretto sarà il 6 dicembre in casa o fuori? In casa qui a Lagozzano contro il Marco Polo. Sarà una partita tostissima perché loro sono un'ottima squadra, si sono rinforzati molto durante l'estate. Possiamo già aggiungere che la seguiremo sicuramente con le nostre telecamere, quindi prossimo appuntamento per il 6 dicembre, ma è ancora lunga perché qua siamo appena all'inizio di questo primo tempo, che comunque vede l'Antenore già condurre per 3-0 grazie ai gol di Bertotti, Cinquino e Crepaldi. Bertotti e Crepaldi che sono i due migliori marcatori fin qui della formazione in maglia nera. Bravissimo Grigio a recuperare il pallone, può andare all'1 contro 1, poi serve Carraro, ottimo il dribbling di Suola, salva Gaggiato proprio sulla linea. Bella però questa azione dell'Antenore al 15° minuto. Ancora calcio d'angolo per i padroni di casa, ancora uno schema, ottima parata sul tiro di Zecchinato, che poi non controlla il pallone ma riesce ad evitare che termini a lato. Carraro, Grigio, ancora Carraro, poi Locrati, si fa vedere Grigio, però chiedeva un movimento Locrati che Grigio non ha capito, quindi il pallone termina fuori. Parlavamo dei tanti giovani in campo, una scelta dovuta a qualche assenza, che se non vedo troppe assenze, oppure una scelta proprio per cercare di lanciare questi ragazzi? È una scelta proprio filosofica di club. Il nostro obiettivo è quello di formare più giocatori possibili e lanciarli il più possibile in prima squadra, creare una prima squadra interamente costruita da ragazzi del vivaio che magari crescono anche grazie alla doppia formazione calcio futsal, e valorizzarli poi nella massima serie. Antenore avanti, adesso guadagna una rimessa in posizione offensiva, è rientrato capitano Crepaldi, è uscito Zecchinato. Proprio Crepaldi adesso riesce a tenere il pallone, a scambiare, anche se non si intende, con Locrati. Recupera MM al Pozzo che sta facendo un po' fatica, si è fatto vedere, intanto c'è il secondo fallo però commesso da Grigio. Dicevamo MM al Pozzo che un pochino, dopo un avvio discreto e anche un palo colpito sul 2-0, non è più riuscita a impensierire Paladin. Adesso può usufruire di questo calcio di punizione. Sul pallone c'è Rios Acosta. Cambia gioco Rios Acosta. È uno schema anche questo che libera Ferro, che però ha un attimo di indecisione, forse poteva anche andare a puntare alla porta, invece ha cercato un compagno ed è stato chiuso in rimessa laterale. Rios Acosta ancora per Del Bianco. Prova il colpo di tacco Rios, poi la conclusione ed è il gol. C'è il gol del 3-1 sulla conclusione di Gaggiato. Ha segnato, se non andiamo visti male, sì, ha segnato Del Bianco, e quindi al 18° minuto riapre la partita MM al Pozzo con il gol di Del Bianco. Qua la difesa diciamo un pochino leggera anche sulla respinta del portiere. Sì, ci siamo abbassati troppo, probabilmente anche un pochino appagati dal parziale. Tiro che non so se Paladin ha visto all'ultimo, fatto sta che la respinta non è stata eccellente, sul tap-in il giocatore ha avuto vita facile. Non dobbiamo fare questo, non dobbiamo addormentarci, non dobbiamo smettere di giocare. Calcio di punizione adesso per l'Antenore, Crepaldi. È rientrato anche Bertotti e pure Cinquino se non andiamo errati. Riceve palla in questo momento Crepaldi, anzi è Secchieri, scusate. Sono simili come capigliatura Secchieri e Cinquino, mi perdoni il fatto che li confondo. Sì, assolutamente, sono due giovani, chiamiamoli estroversi, ecco. Chiamiamoli così, dai. Bertotti tiene palla, poi
poi Crepaldi, e qua sbaglia Cinquino, anzi no scusate, Zecchinato, un altro giovane, Andrea Zecchinato, che è fratello di Elia. Sì, sono due fratelli, Elia classe 2003, Andrea classe 2002, e entrambi fanno parte del nostro settore giovanile. 2003, quindi appena 16 anni, pensate un po'. E per cui questo è sicuramente un merito per un settore giovanile giovane, ma che si sta già mettendo in mostra. Guardate che pressing dell'Antenore, che praticamente ha portato 3 giocatori al limite dell'area avversaria ed è riuscito a recuperare il pallone. Crepaldi, c'è a sinistra Bertotti, ma viene servito Zecchinato. Bertotti, Crepaldi, prova l'1 contro 1, va sul destro, la respinta di Zambonin, poi ancora la pressione alta dell'Antenore, Crepaldi riesce a sporcare l'azione offensiva, l'ultimo tocco poi tra l'altro è di Ronchim e quindi la rimessa è per i padroni di casa. Secchieri per Crepaldi che ha spazio, se la porta sul sinistro, il tiro, la parata di Zambonin. Siamo sempre sul 3-1 in questo primo tempo, quando abbiamo superato il 20° minuto. L'MM dal Pozzo che da 3 minuti ha riaperto la partita con il gol di Del Bianco, rendendo sicuramente interessante questo ultimo terzo di primo tempo. Ferro si fa vedere in profondità, però il pallone è all'indietro, poi il servizio per Manente, su di lui c'è Bertotti, poi Manente prova a cambiare gioco ma Ferro non ci arriva e quindi il pallone ancora per l'Antenore. Crepaldi, Bertotti sulla sinistra, va, forse esce il pallone, non è così per l'arbitro, il tiro cross è respinto dal portiere, poi l'ultimo tocco è di Zecchinato e quindi rimessa per MM al Pozzo. Crepaldi riesce a tenere il pallone, forse anche con un po' di fortuna, poi in 2 su di lui recuperano la sfera. Bortosso adesso allo spazio sul sinistro, va sul fondo, bravo Crepaldi a chiuderlo. Rimessa per Ronchim, si fa vedere Rios Acosta, il pallone però all'indietro dove c'è Ferro, anzi scusate Manente, eccolo Rios Acosta, su di lui Bertotti prova a far viaggiare un compagno, ottima però l'uscita di Paladin. Il lancio lungo a cercare Zecchinato, il colpo di testa di Rios Acosta manda il pallone fuori. Crepaldi allargato per Bertotti che si porta la palla sul destro, cercava un varco centrale, per poco non lo trovava, è stato bravo Bortosso a chiuderlo. Sale il tifo intanto dalle tribune, lanciato dall'instancabile mascotte di Antenore Energia. Attenzione che ha spazio Manente, esce però Paladin, si riparte da Crepaldi, ci sono 3 giocatori dell'Antenore che sembra pronti al cambio. Bertotti va sul sinistro, l'uscita al portiere lo chiude in calcio d'angolo. È lo stesso Bertotti a battere il corner, servizio all'indietro per Crepaldi, porta il pallone sul sinistro, poi c'è il movimento di Secchieri, il servizio però per Bertotti, poi ancora Secchieri, si fa vedere Zecchinato, preferisce Secchieri andare da Bertotti che gli chiede l'1-2, il passaggio di ritorno però è un po' lungo, la palla termina fuori. Ti volevo chiedere Andrea, com'è nata invece il design di questa maglietta? È nato da una vostra idea o la proposta allo sponsor? No, cercavamo qualcosa di diverso per festeggiare oltre all'anno anche la promozione. È stata una proposta di Macron, ha trovato il nostro ok e quindi abbiamo deciso di andare su questa strada. Devo dire che è veramente, come effetto cromatico, è molto bello. La rimessa laterale per i ragazzi di Rodriguez.
Lancio lungo di Paladin, trova la testa di Grigio che difende il pallone, poi si affida all'indietro dove c'è Elia Zecchinato. Poi Cinquino, mentre la mascotte si avvicina a noi, forse è un po' stanca, ha bisogno di riposarsi. Eccola qua e dice di sì. Calcio d'angolo per l'Antenore. Cinquino di tacco, non trova Grigio, che però riesce a recuperare il pallone ma se lo trascina fuori. Anche questo era uno schema. Sì, era una replica di quello precedente, una piccola variante. Capita, viene fuori molto spesso, bisogna essere svegli e approfittare della disattenzione difensiva. Ancora adesso Zecchinato che va sulla destra, viene fermato da Ronchin. La rimessa quindi è per MM al Pozzo, sempre 3-1 in questo primo tempo. Antenore che ha avuto il grande merito di sbloccare subito la sfida, segnare praticamente 2 gol nel giro di pochi secondi a cavallo tra il quarto e il quinto minuto con Bertotti e Cinquino. All'ottavo è arrivato il tris di Crepaldi. MM al Pozzo che è tornato in gioco con il gol 18° di Dal Bianco. Ma l'Antenore adesso sta riuscendo a controllare la sfida quando siamo giunti al 26° minuto di questo primo tempo. Attenzione a Carraro che va con il sinistro, sfiora soltanto il palo ma riceve grandi applausi. Prova a distendersi adesso MM al Pozzo, ma c'è l'ottima chiusura di Zecchinato, poi si litigano un po' il pallone con Carraro, la sfera arriva a Cinquino che trova Zecchinato, che ha spazio sul sinistro, fa un tiro cross a cercare Grigio, respinto alla difesa, poi ancora Zecchinato, chiede il pallone Carraro, preferisce però andare all'1 contro 1 con Bortosso che lo ferma in fallo laterale. Carraro tiene il pallone, chiede il movimento dei compagni, poi serve lì a Zecchinato. Cinquino, si fa vedere Grigio. Cinquino tiene il pallone, poi va dal compagno. Carraro con la suola. Grigio si accentra ma non riesce a servire a Zecchinato. Attenzione che parte il contropiede di MM al Pozzo, il tiro però di Ronchin finisce fuori. È bravo anche Paladino a far ripartire subito l'azione perché adesso si fa un 2 contro 2 con Zecchinato che è guizzante, può andare sulla destra, c'è un fallo, c'è anche un fallo su di lui. Proprio mentre il pallone stava terminando fuori si becca anche il cartellino giallo, ma niente, cartellino giallo e terzo fallo per MM al Pozzo. XXVII minuto, l'Antenore può usufruire di un calcio di punizione che è una sorta di corner colto. Sul pallone andrà Carraro. Ma vediamo che schema ha disegnato per questa occasione Rodriguez. Ci sono in campo oltre a Carraro anche Cinquino, Elia Zecchinato e Grigio. Si muove Cinquino, si muove anche Zecchinato, Carraro va da Cinquino che segna il gol del 4-1 al 28° minuto. Ancora una volta funziona lo schema, a segno Cinquino ed è la sua doppietta, 4-1 Antenore, e qua è stato bravo Carraro ad aspettare, a trovare il varco giusto. Assolutamente sì, quanto sono importanti i calci piazzati in questo sport. Le statistiche dicono che il maggior numero di gol arriva da calci piazzati e transizioni. Oggi abbiamo visto che su almeno 3 dei 4 gol segnati quanto si prova in settimana è fondamentale. Diamo merito allora allenatore e vice allenatore ovviamente per il lavoro. Voi vi allenate 3 volte alla settimana, 2 volte alla settimana. Siamo entrati intanto negli ultimi 2 minuti di gioco di questo primo tempo, 4-1, mentre arriva la notizia del pareggio dell'Este contro il Marco Polo, quindi attenzione perché l'Este ha pareggiato, l'Este che occupa anche gli ultimi posti in classifica se non sbaglio, è penultimo, appena un punto, una vittoria e 6 sconfitte, però sta tenendo testa alla formazione capoclassifica e quindi
Stiamo seguendo anche in tempo reale, grazie alle notizie che arrivano, l'altro risultato che interessa l'Antenore. Tenore che continua ad attaccare, adesso però chiude Bellio. Recupera Carraro che riesce a servire Zecchinato, che si ferma, va all'indietro per Grigio, al destro alto. Si salva MM al Pozzo, che però ha subito questo gol nel finale, un po' complicato i piani della squadra veneziana. Recupera adesso il pallone Grigio, che però anticipa anche Carraro, deve ripartire da dietro. Formazione di Rodriguez, Grigio cerca l'imbucata per Zecchinato, deve uscire il portiere. E dà la rimessa all'Antenore, allarga le braccia Elia Zecchinato. Serve adesso Grigio, Cinquino, ancora Grigio, Cinquino tiene il pallone con la suola, si gira, il destro, il tiro, illusione del gol, ma invece la palla termina fuori, non è stata toccata da nessun giocatore in maglia blu e quindi il pallone per MM al Pozzo che va lungo. Carraro capisce tutto, colpisce di testa, non riesce però a servire Grigio anche se recupera il pallone. Adesso Grigio per Carraro che ha spazio, mentre siamo già entrati nei minuti di recupero. Ancora Carraro, va con la punta, il pallone fuori. Calcio d'angolo per l'Antenore. La rimessa ancora è per l'Antenore, attenzione alla disattenzione incredibile di MM al Pozzo, arriva il quinto gol e la tripletta di Domenico Cinquino. Furbo Carraro a vedere la squadra avversaria un po' distratta, Cinquino tutto solo ha segnato in pieno recupero il 5-1 per l'Antenore. E finisce anche qui il primo tempo, Antenore in vantaggio 5-1, Antenore che ha avuto il merito di sbloccare subito la sfida e di metterla in ghiaccio con gli ultimi due gol nel finale. Commento telegrafico di Andrea Rozzato. Ottimo primo tempo, era quello che avevamo bisogno di fare, peccato per quel paio di piccole sbavature, però è un risultato che rispecchia totalmente le forze in campo. Grazie Andrea, ci vediamo e ci sentiamo quindi tra pochi minuti per il secondo tempo. Tutto pronto per il secondo tempo tra Antenore Sport Padova e MM al Pozzo, 5-1. Il risultato con cui si è conclusa la prima frazione di gioco per i padroni di casa, che sono andate a segno con Bertotti, Crepaldi e la tripletta di Cinquino per MM al Pozzo. Il gol di Dal Bianco che è arrivato sul punteggio già di 3-0. Inizia ora la ripresa, vedremo se l'Antenore riuscirà a blindare il risultato ed evitare una rimonta che comunque sarebbe clamorosa anche per quello che si è visto il campo, visto che i ragazzi di Rodriguez hanno dominato la partita. Rodriguez che non si è ancora visto in campo, vediamo se ti smentirà. Sì, clamoroso, però è anche vero che il mister sta controllando in maniera molto tranquilla la partita vista la prestazione della squadra, quindi è anche giusto dare molto più spazio ai ragazzi e ai giovani. Rodriguez che è un Highlander del calcio a 5, ormai viaggia verso i 43 anni, però in campo fa ancora la sua grande figura. Rodriguez che oltre ad essere allenatore della prima squadra è anche il presidente di questo progetto che ha portato quest'anno a quante squadre avete nel settore giovanile? Noi abbiamo la filiera completa dai piccoli amici all'Under 21 e la peculiarità è, come abbiamo detto prima, la doppia formazione. Infatti tutta la scuola calcio gioca sia a calcio che a calcio a 5, l'unica a Padova. Bertotti, attenzione, può andare in contropiede, cerca un dribbling ma viene fermato da Bellio che poi si esibisce anche in una vera onica, non riesce però a trovare spazio, deve ripartire da dietro la formazione in maglia blu. Lancio lungo a cercare Manente, ma viene capito dalla difesa dell'Antenore che adesso riparte. Bertotti va con il destro, la parata
di Zambonin e quindi Bellio. Adesso pressa un po' più il baricentro un po' più arretrato, l'Antenor che ovviamente non ha fretta di andare a riconquistare il pallone. 5-1 permette ai ragazzi di Rodriguez di giocare in maniera un po' più tranquilla. Il pallone adesso è recuperato da Crepaldi che va veloce, dribbla anche un avversario, riesce a tenere il pallone in campo, poi la mette in mezzo. La deviazione non è fortunata per l'Antenor, ma è bravo poi Crepaldi a recuperare il pallone con grande generosità e riceve anche gli applausi del pubblico. Mentre adesso ha qualcosa da dire l'arbitro all'allenatore della squadra veneziana. Il gioco resta fermo, ma si può ripartire adesso con Gaggiato che ha già battuto verso Bortosso. Manovra da dietro, al Pozzo, scusate. Pallone all'indietro di Manente per il portiere Zambonin che va ancora al lancio lungo, controllato però da Bertotti che la mette giù. Serve a Crepaldi, si fa vedere Locrati servito in questo momento, poi il passaggio per Secchieri che vince un rimpallo, Bertotti ma non riesce ad andare al dribbling, quindi riparte al Pozzo. Pallone per il capitano Bortosso che va all'1 contro 1 con Locrati che riesce a fermarlo, ma la sfera va in calcio d'angolo. Corner quindi per gli ospiti. Il pallone lo stesso Bortosso che ha provato forse a calciare in porta, ha fatto sta che la sfera è uscita. Nessun problema quindi per Paladin che può andare al lancio lungo per Bertotti, ottimo lo stop, rientra sul destro, finta di calciare, poi però viene fermato e quindi deve ripartire da dietro, ma riceve gli applausi del pubblico. Crepaldi adesso prova ad accentrarsi anche lui, ad andare all'1 contro 1, il tiro deviato, deve distendersi Zambonin per deviarla in calcio d'angolo. Quando siamo al quinto minuto, il risultato è sempre di 5-1 per l'Antenor Sport Padova. Mentre ancora fermo sull'1-1 la partita tra Este e Marco Polo, no, ha segnato il Marco Polo che quindi si è riportato in vantaggio e si è riportato quindi virtualmente anche in testa solitario della classifica del girone B della Serie C2 di calcio a 5. Secchieri, Crepaldi prova ad imbucare verso Bertotti, il pallone però finisce fuori e quindi è lo stesso Secchieri ad andare all'indietro per Locrati, poi Carraro e ancora Secchieri. Crepaldi ha provato il movimento, non è stato servito dal compagno perché è arrivata la deviazione di Bortosso, quindi la rimessa è per Antenore. Si combatte ma vede un fallo l'arbitro, troppo energica la marcatura di Manente che probabilmente ha anche trattenuto l'avversario e quindi calcio di punizione da posizione interessante. Dalla battuta andrà probabilmente Bertotti, si dispone la barriera a 2. Qui potrà andare, secondo te va alla conclusione o prova uno schema? Secondo me proveranno una giocata. Vediamo che giocata potrebbe provare, c'è Secchieri posizionato sulla linea di fondo, infatti viene servito l'1-2, il tiro di Crepaldi. Questa è una giocata che abbiamo visto anche in altre partite. Il tiro di Crepaldi è stato però parato da Zambonin, ma recupera subito Bertotti, ancora un fallo, è il secondo di questa ripresa e ancora una ammonizione, viene ammonito anche Ronchini. Nel primo tempo era stato Manente a finire sul taccuino dei cattivi. Quando siamo al settimo minuto di gioco di questo secondo tempo, il punteggio è sempre di 5-1 per l'Antenor Sport Padova. Bertotti perde palla, attenzione che può recuperare Bortosso, andare in mezzo, poi il tiro respinto bene da Paladin, ci aveva provato Ronchini. Adesso il pallone per Manente, ancora Bortosso.
si accentra, non trovano posizione, poi però recupera Antenore che può andare in contropiede, attenzione a Cinquino, serve Bertotti, il tiro di prima intenzione parato dal portiere, riesce però a recuperare ancora Bertotti, ma guadagna solo la rimessa. È rientrato Cinquino per Crepaldi e adesso c'è anche Andrea Zecchinato in campo. Cinquino il vero protagonista fin qui con una grande tripletta. Andrea Zecchinato, poi Carraro, altro nuovo ingresso. Cinquino, Zecchinato, si gira, va dove c'è Secchieri, ancora Carraro. Deve ripartire da dietro l'Antenore che si affida anche al portiere Paladin, che va a lancio lungo a cercare proprio Andrea Zecchinato, che però non ci arriva. Quindi si riparte da dietro per l'MM al Pozzo, che però dovrebbe un po' accelerare i ritmi per cercare di rientrare in partita, anche se è molto difficile. Manente, poi Botosso, pallone rubato da Andrea Zecchinato che subisce anche il fallo, è il terzo e arriva anche la terza ammonizione per Botosso. Già 3 falli dopo 8 minuti del secondo tempo è un fardello pesante per i vostri avversari. Sì, questa qua è una situazione molto interessante perché sappiamo che al sesto si va a calciare, 3 falli in 8 minuti sono davvero pesanti, ma il passivo anche può portare un pochino di nervosismo, non sarà facile per gli ospiti gestire il fattore falli. C'è Carraro alla battuta di questo calcio di punizione, cerca e trova Zecchinato che voleva andare sul pallone ma commette invece fallo, quindi il primo fallo anche per l'Antenore. Ferro si gira, può puntare la porta ma ne ha di fronte 2, perde quindi il pallone che è recuperato subito da Cinquino che scappa sulla sinistra, c'è in mezzo Zecchinato, il servizio per lui viene anticipato però dal portiere. Zambonin fa subito ripartire i suoi per Ronchin ma sbaglia ancora, recupera Cinquino che prova un dribbling ma è fermato da Ronchin, attenzione che ha spazio Rio, se la mette in mezzo, il tiro e c'è il gol del 5-2 segnato da Ferro che trova quindi il primo gol di questo secondo tempo. 5-2, il gol è di Ferro. Buono questo contropiede del Mem al Pozzo. Sì, bravi loro, un pochino sbadati noi in fase di possesso, non dobbiamo farci prendere la frenesia, abbiamo avuto 2 transizioni, le abbiamo mancate entrambe, a volte possiamo anche ripartire da dietro e gestire un pochino con più tranquillità la palla. E quindi al 10° minuto arriva anche il gol del MM al Pozzo del 5-2, quindi rende un po' più vivo questo secondo tempo. Il gol segnato da Ferro. Riparte adesso l'Antenore con Carraro. Zecchinato a spazio, va per Cinquino che è molto altruista nel provare l'1-2 ma guadagna solo il calcio d'angolo. La formazione quest'oggi in divisa grigio-nera, la nuova maglia disegnata da Macron per l'Antenore Sport Padova. Calcio d'angolo di Carraro, trova Zecchinato, però è più duro di lui Ronchin che gli ruba il pallone, va al tiro, si distende molto bene Paradin e para. Solo calcio d'angolo quindi per MM al Pozzo, che però sembra un po' galvanizzata dal gol del 5-2. Si sta gettando in avanti per provare a riaprire la sfida. Buona questa scivolata, anzi no, non è buona perché l'arbitro giudica falloso l'intervento di Zecchinato. Come lo giudichi tu invece, Andrea? Siamo al limite. Sì, è una situazione al limite, noi poi siamo anche imballati dai cartelloni pubblicitari. Teoricamente se non c'è stato il contrasto palla piede palla il fallo non c'è, però sì, situazione al limite. L'arbitro ha deciso così, poche chiacchiere, adesso mettiamo a posto la difesa.
perché il secondo fallo per l'Antenore prevede che desse un time out al Pozzo, l'arbitro però forse vuol far battere questo calcio di punizione e quindi vediamo, c'è Ronchina alla battuta, solo Carraro resta in barriera e Ronchina va dietro per Del Bianco, preferisce giocare da dietro al Pozzo. Rios Acosta cerca e trova Ferro che prova a restituire il pallone con un colpo di tacco ma recupera Antenore, sale però al pressing alto di al Pozzo ma è bravissimo Zecchinato a disimpegnarsi, a servire Carraro che poi fa viaggiare Secchieri, adesso ancora Elia Zecchinato, il pallone però termina fuori. Si riparte quindi da dietro con Zecchinato, si fa vedere Cinquino, riceve in questo momento, ancora Zecchinato, il servizio è per il fratello se non vado errato, sono entrambi i fratelli in campo in questo momento con Carraro e Cinquino. Ha provato di prima Cinquino che in qualche modo riesce a servire a Carraro che poi per evitare guai la calcia verso la porta, permettendo però a al Pozzo di ripartire. Sale il pressing di Cinquino, anche quello di Carraro, che costringono al lancio lungo gli avversari, al recupero in bello stile anche di Zecchinato, che è servito il fratello Elia. Poi Cinquino, Carraro prova a restituire il pallone al compagno ma trova l'opposizione degli avversari, quindi Rios Acosta, Del Bianco, buona adesso l'uscita palla al piede per al Pozzo che supera la metà campo adesso con Ronchina, poi il colpo di tacco per Ferro, bravo Carraro a chiudere. Si resta quindi sul 5-2 quando siamo al 14° minuto di questo secondo tempo. Antenore che non ha ancora segnato nella ripresa. Carraro, Zecchinato cerca di superare in dribbling un avversario, guadagna solo il calcio d'angolo, girandola di cambio adesso per entrambe le squadre. Nell'Antenore rientra Crepaldi, si vede anche Grigio e Bertotti, rimane in campo solo Elia Zecchinato. Crepaldi, Grigio, Bertotti da uomo più arretrato, Zecchinato, dietro ancora per Grigio, poi il capitano Federico Crepaldi. Tiene il pallone Crepaldi, poi serve a Bertotti che va via molto bene sulla sinistra, il tiro allarga troppo il destro, però è veramente una bella azione. Quando siamo giunti al 15° minuto del secondo tempo si resta sul 5-2 per l'Antenore. Ronchin per al Pozzo, si difende adesso nella propria metà campo Antenore. Ferro anticipato molto bene da Secchieri, attenzione al 3 contro 1, Bertotti, Grigio cercava di servire ancora Secchieri, attenzione perché può partire il contropiede della squadra veneziana, non controlla bene però Ronchine, quindi riparte ancora Antenore. Grigio serve, Carraro può andare al tiro, invece va con il tacco per Bertotti, il destro parato dal portiere. Applausi per questa fase di gioco molto intensa. Corner per l'Antenore, Crepaldi, Bertotti, poi Secchieri, 1-2 ottimo con Crepaldi, Secchieri, il tiro cross, si riesce a salvare con un po' di affanno la difesa ospite, ma preme adesso l'Antenore che vuole cercare il sesto gol, quello della sicurezza. Grigio, Secchieri di tacco per Grigio che controlla, poi però è fermato all'ultimo da Ferro. Ma alzato i ritmi adesso anche al Pozzo che deve segnare per rientrare in partita, qua però non riesce a controllare bene Bellio e quindi la palla termina fuori. 17° minuto nel secondo tempo, chiede calma adesso Grigio ai suoi. Sicuramente l'importante per Antenore è non subire un altro gol. Crepaldi, Bertotti e poi Grigio. Ancora Crepaldi,
Grigio all'1 contro 1, Bertotti, Crepaldi per Grigio in posizione da pivot, deve andare all'indietro dove c'è Secchieri che però viene fermato, può partire il contropiede dell'MM al Pozzo con Ronchin, bravo a chiudere Crepaldi e concedere solo il calcio d'angolo agli avversari. Bellio adesso per MM al Pozzo, Gaggiato, Bellio ancora, non si intende però col compagno, attenzione al contropiede dell'Antenore, però è bravo Del Bianco a chiudere in scivolata. È solo rimessa per l'Antenore, un Secchieri, Crepaldi, Grigio, Crepaldi con il tacco se la alza. Bello questo gesto tecnico di Crepaldi che però poi è l'ultimo a toccare, quindi la rimessa per MM al Pozzo. Posso dirti che raramente ho visto un mister Rodriguez, sarà perché di solito gioca un po' di più, però raramente l'ho visto così, tra virgolette, agitato, anche se poi non è agitatissimo in panchina. Attenzione però la traversa colpita da Del Bianco, incredibile, al 18esimo si salva l'Antenore. Crepaldi, e qua ha rischiato l'Antenore, 18esimo minuto, traversa di Del Bianco. Crepaldi, Grigio, Bertotti, Secchieri riesce a divincolarsi, a puntare l'area avversaria, poi prova con il tacco, la palla finisce fuori. La battuta subito veloce per MM al Pozzo, che ancora va in avanti con il tiro di punta parato dal portiere. Ancora MM al Pozzo che adesso deve andare all'indietro per Del Bianco. Bellio, Gaggiato, rischioso questo passaggio che però trova comunque Ferro, che non riesce però ad andare in dribbling, 3 contro 1, il contropiede dell'Antenore, c'è Grigio davanti al portiere, il tiro, gol! Ha segnato Grigio al 20esimo minuto, l'Antenore Sport Padova trova il 6-2 con Alberto Grigio. Ci voleva questo gol anche perché si erano sprecati un paio di buoni contropiedi in questa ripresa. Sì, ci siamo abbassati un po' troppo, ci siamo forse disuniti anche, stavamo subendo un po' troppo il possesso avversario. Questo gol dà sicuramente un pochino più di tranquillità, ottima transizione, bravissimo Alberto a chiuderla sul primo palo. Era forse anche per questo che era un pochino agitato mister Rodriguez. Sì, attenzione però che qua recupera il pallone Locrati, Grigio, Locrati, una finta, poi Crepaldi non riesce a incunearsi, commette anche fallo e siamo 3-3 il computo dei falli. Dicevamo di Rodriguez. Sì, ha visto probabilmente una squadra che stava mollando la presa sulla partita e quindi ha richiamato tutti all'ordine. Crepaldi va in pressing anche a Bertotti, poi attenzione al tiro fuori di Cosmo. È girata la partita in quel minuto in cui c'è stata la traversa colpita da Del Bianco che poteva incredibilmente riaprire la sfida. Gol sciupato dal MM al Pozzo e gol segnato invece da Antenore, che probabilmente insomma l'ha chiusa con la rete di Grigio per il 6-2, mentre è arrivato anche il terzo gol sull'altro campo del Marco Polo, che quindi si sta avviando verso la vittoria. Mentre giustamente mi segnala Andrea che in questo momento ci sono in campo tutti under, una formazione giovanissima. Eh sì, questo qua è il futuro della nostra società in campo in questo momento. Un 2-2001, un 2003 e 2-2002 non raggiungono penso gli 80 anni in 5, è la linea che abbiamo deciso di prendere, il mister fa benissimo, dagli minuti nel campionato senior. Ma per i profani, diciamo così, quante società in questo campionato riescono a schierare così tanti giovani?
In C2 penso nessuna, soprattutto contemporaneamente o più di un giocatore in campo. La regola chiede un giocatore under indistinta, noi chiaramente non abbiamo nessun tipo di problema su questo, anzi solitamente ne schieriamo più di uno, siamo un po' una mosca bianca in C2, in C1 troviamo qualche società più attrezzata, ma in C2 siamo sicuramente la squadra capofila nel settore giovanile. Recupera palla qua Zecchinato Andrea, che però scivola in campo, quindi ci sono appunto Andrea Zecchinato, Mattia Locrati, il fratello di Andrea, che è Elia Zecchinato, e Domenico Cinquino, oltre al portiere Paladin. Recupera proprio palla Cinquino, che ha cercato di servire Andrea Zecchinato. Pallone finisce fuori, Rodriguez forse sta per chiedere un time out, infatti è così. Time out chiesto dall'Antenore Sport Padova, ci fermiamo quindi un minuto. Si riprende quindi dopo il time out chiesto da mister Rodriguez, con l'Antenore Sport Padova in vantaggio per 6-2 contro MM al Pozzo. È stata più equilibrata in questo secondo tempo la partita, mentre adesso se ne va Elia Zecchinato, fermato dal portiere. Resiste il quintetto di solo under messo in campo da Rodriguez. Recupera palla in maniera regolare Zecchinato, che poi può andare alla conclusione. La posizione impossibile, non trova la porta. Riparte MM al Pozzo. Adesso servirebbe più di un miracolo alla formazione veneziana per rientrare in partita. E questo risultato, come stiamo dicendo, serve anche a Rodriguez per provare quella che giustamente Andrea Rozzato ha definito la formazione del futuro di Antenore. Anche se voi potete vantare tanti giovani, ma anche alcuni giocatori, insomma, che hanno una carriera molto lunga, penso oltre a Rodriguez anche allo stesso Luca Carraro. Attenzione al contropiede di Zecchinato, la parata del portiere. Quindi siete un bel mix. Sì, è stato bravissimo Federico, che è stato uno dei principali artefici del mercato estivo, Federico Crepaldi. Ha fatto un ottimo mix perché ci sono ragazzi molto giovani e giocatori di esperienza, Alberto Grigio, Luca Carraro, Mauro Parisotto, portiere confermato. È sicuramente una scelta vincente per far crescere i ragazzi e avere nell'immediato dei risultati. La rimessa è per l'Antenore quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Cinquino. Prova il lancio lungo, forse c'è un fallo, è così. È un fallo su Locrati. Quindi il calcio di punizione per l'Antenore, quarto fallo da MM al Pozzo. Sta difendendo bene questa formazione di giovanissimi. Attenzione adesso a Zecchinato, scambia con il fratello, poi Cinquino preferisce andare all'indietro da Paladin. Locrati chiede il pallone in profondità, lamenta alcun fallo che però l'arbitro non fischia. Si resta quindi sul 6-2. Attenzione adesso che ha spazio Rios Acosta, ma è fermato dall'ottimo ritorno di Zecchinato. E poi Cinquino, non serve il compagno, vuole andare all'1 contro 1, riesce con un rimpallo a guadagnare lo spazio per il tiro e guadagna il calcio d'angolo vista la deviazione del portiere Zambonin. Calcio d'angolo battuto subito per il tiro di Locrati, fermato, poi riesce a recuperare MM al Pozzo. C'è un fallo anche di Zecchinato e quarto fallo anche per l'Antenore. Ha già battuto la punizione MM al Pozzo. Adesso prova a giocare con Manente.
Lancio lungo di Rios fermato da Cinquino che scambia bene con Zecchinato, che va sulla destra, si ferma, ancora Zecchinato, l'1 contro 1, il cross a cercare il fratello, non trova però lo spazio Elia, che però si esibisce in un grande recupero difensivo. E l'ultimo tocco anche di un giocatore dell'MM al Pozzo, quindi riceve gli applausi convinti Zecchinato, che è riuscito a recuperare il pallone. C'è un cambio, intanto è rientrato Secchieri al posto di Mattia Locrati. Resta comunque una formazione giovane. Sì, perché Luca Secchieri è un 2000, altro componente dell'Under 21 di quest'anno, comunque in pianta stabile già dall'anno scorso, formazione giovanissima, rimane una formazione Under 21. Che tipo di campionato sta facendo l'Under 21 in questo avvio di stagione? Under 21 ha giocato un paio di turni in Coppa Veneto facendo bene, ha subito una sconfitta purtroppo non si è presentata nelle migliori condizioni. Prima giornata di campionato ha vinto, domenica ha la seconda giornata del campionato regionale, è una formazione che può fare molto bene in categoria, l'obiettivo chiaramente è quello di formarli e di farli crescere. Alcuni ragazzi quindi sono sempre chiamati al doppio impegno. Sì, doppio impegno, chi ha anche triplo, perché ad esempio Elia gioca anche con l'Under 17. Lui spera di crescere in fretta, perché sennò lo fanno giocare in tutte le formazioni. E comunque attenzione, perché giustamente mi segnala Andrea Rozzato che questo, che ha portato anche alla munizione di Elia Zecchinato, è il quinto fallo per l'Antenore. Al prossimo ci sarà quindi tiro libero per MM al Pozza. Provato il capitano Bortosso, non ha trovato la porta. Ma siamo comunque entrati nell'ultimo minuto di gioco, poi ci sarà un minuto di recupero giustamente per il time out chiamato da Alberto Rodriguez, e comunque sta per andare in porto quella che sarebbe la quinta vittoria in campionato per l'Antenore Sport Padova su 6 partite disputate, soltanto un pareggio, quello dell'ultimo turno contro il Flaminia. Antenore Sport Padova che ha già disputato anche il proprio turno di riposo. Marco Polo, anche il Marco Polo ha riposato, giusto? Sì, anche il Marco Polo ha riposato. Per cui a livello di giornate sono pari le due squadre e c'è grande attesa quindi per lo scontro diretto del 6 dicembre. Una parata di Paladin mentre l'arbitro chiama il minuto di recupero, quindi si giocherà ancora per 60 secondi, una partita che dal punto di vista del risultato ha ben poco da dire, visto che l'Antenore la sta portando a casa per 6-2. Chiude in avanti l'MM al Pozzo, che ha pagato, come dicevamo, un avvio di gara in cui l'Antenore è partita tutta segnando 3 gol nei primi 8 minuti. Adesso vedremo se l'Antenore riuscirà a produrre una bella azione in questa ultimo minuto di recupero, no? Perché non riesce Cinquino a tenere il pallone, quindi passa il tempo e ci si avvia verso la fine di questa sfida che ha regalato comunque grande divertimento agli spettatori della rinnovata palestra Gozzano. E finisce qui, quindi arriva il triplice fischio dell'arbitro. L'Antenore Sport Padova ha battuto per 6-2 gli avversari veneziani di MM al Pozzo. Le reti portano la firma al quarto minuto di Bertotti e di Cinquino. All'ottavo ha segnato Crepaldi. l'MM al Pozzo è tornata in partita con il gol al 18esimo di Dal Bianco, poi però è arrivata la doppietta di Cinquino al 28esimo e al 31esimo minuto, anzi la tripletta di Cinquino. Nel secondo tempo ha segnato per prima l'MM al Pozzo con il gol di Ferro al 10°, poi però ha chiuso i conti Grigio con la rete al 20esimo. È finita 6-2, l'Antenore si conferma al secondo posto in classifica. Andrea, una partita positiva sia per quanto riguarda il risultato, credo anche per la prestazione. Sì, decisamente positiva, molto bene anche i giovani chiamati in causa. È cambiato poco davanti, diciamo che la squadra fa il proprio dovere prima di un derby importante come quello di venerdì prossimo con il Vigo Real. Giocheremo a Cadone, che è contro una formazione che punta, se non ai playoff, anche a qualcosa di più, quindi arriviamo nelle migliori condizioni per quel big match. Ringraziando quindi Andrea Rozzato per il preziosissimo, utilissimo commento tecnico, ringrazio anche Tommaso alla regia, vi do appuntamento alle prossime partite dell'Antenore Sport Padova.